Allora Gianni, volevo un po' che ci confrontassimo, leggevo qua oggi sull'Arena, ma sulla questione sicurezza e quello che è successo in piazza Cittadella, che ne stiamo parlando da questi giorni, l'ennesimo caso di violenza di questa aggressione dove un rumeno ha avuto uno scontro con un marocchino, ci è scappata una coltellata, o meglio un colpo di... Una serie di, definiamolo una serie di... con un apribottiglia, l'ha sfregiato, addirittura si parla di tentato omicidio, quindi una cosa molto grave. Siamo nel pieno centro storico di Verona, una piazza che da tempo in realtà purtroppo è problema di degrado, ma che è evidente che non c'è un'attenzione adeguata da un certo punto di vista, perché non c'è una presenza costante delle forze dell'ordine che tenga via questi soggetti. C'è un supermercato dove questi soggetti vanno a prendersi le birre o altri alcolici, superalcolici, si li bevono sulle panchine, adesso d'estate ovviamente anche mezzi denudati, e poi scattano queste risse, questo degrado e questa insicurezza, perché poi cittadini, turisti... Quello che mi sconcerta sono le dichiarazioni dell'assessore preposto, il quale continua a ribadire che il problema non esiste, è semplicemente una sensazione, una considerazione che non ha nessun senso, perché in realtà a Verona si vive bene. Questi episodi sono insignificanti rispetto alle concezioni di questo soggetto, che mi pare che sia anche una femmina, che evidentemente non ha mai subito violenza da parte di chi che sia. Meno male. Io credo che se questo avvenisse cambierebbe assolutamente idea, come è successo per altri soggetti della sinistra. Loro parlano di percezione, cioè che la sicurezza è solo una questione di percezione, sì, quindi quello che vediamo sui giornali, secondo loro, o quello che sentiamo tutti i giorni di aggressioni, di violenza, di rapine, di sono casi isolati, perché non hanno coinvolto tutta la popolazione, perché il problema si presenterebbe se nel momento in cui i 250.000 abitanti di Verona fossero coinvolti in queste forme di violenza. E finché non arriviamo a uno scontro per le strade, una guerra civile, certo, loro il problema sicurezza l'amministrazione Tommasi non lo vede, mentre invece secondo noi il problema c'è. Ah, no, che dubbio, e bisogna affrontarlo. Per quello giovedì 9 luglio saremo in piazza Cittadella alle ore 20 a manifestare, invitiamo i cittadini tutti quanti, senza bandiere di partito, senza simboli di partito, ma a far sentire la propria voce rispetto a quello che sta succedendo, un allarme sicurezza che è reale, non è una cosa percepita come dice qualcun altro. Noi in queste condizioni dobbiamo mobilitarci in un modo significativo per portare il maggior numero di persone, soprattutto del luogo, ma non solo del luogo, perché poi le attività di violenza avvengono in tutti i quartieri di Verona, centro e periferia compresa. Conseguentemente noi dobbiamo fare un battage pubblicitario adeguato in modo tale che questa sensibilità, questa percezione si manifesti con un'adesione. Assolutamente, vi aspettiamo giovedì 9 luglio, ripeto, ore 20 in piazza Cittadella a Verona, per dire che Verona reagisce e vuole opporsi a questo degrado, a questa insicurezza, e non si gira dall'altra parte come fa qualcun altro, come fa l'amministrazione comunale. Ci saremo e in modo da valorizzare Verona sicura.